i libri e gli accessori, che non sono una cosa meno importante come costo, navigano intorno all'aumento del 2-3%. Anche quest'anno il ritorno sui banchi di scuola è accompagnato dal caro libri. Secondo le stime del Codacons Veneto, seppur lieve, aumenta la spesa per i genitori e così è presto fatto il calcolo del peso che questa voce ha sul bilancio familiare. Per chi ha un figlio mezza mensilità e per chi ne ha 2, 3, siamo a livello di una mensilità aggiuntiva. Siccome le mensilità sono sempre le stesse, diventa un peso enorme questo diritto allo studio. Chi ha un figlio alle medie e alle superiori naviga intorno, per i soli testi, intorno ai 750 euro di spesa. Ai rincari si aggiunge poi il fascino dello zaino di moda o dell'astuccio griffato. Anche in tal senso, spiega il presidente Codacons, va fatto un lavoro con i genitori. Va fatto con un'azione concertata da parte dei genitori che devono cogliere l'occasione per abituare i figlioli alla sobrietà. Sobrietà che, spiega Franco Conte, è possibile attuare anche per i libri di testo facendo ricorso al mercato dell'usato, anche se aggiunge subito dopo. Questo non sempre è possibile. Abbiamo lamentele ricevute di persone che vanno alla stessa scuola, la stessa classe dove c'era un ragazzo prima che metteva a disposizione i libri e non sono in grado, non sono più fungibili con la scelta dei testi di quest'anno. Infine c'è un ultimo, ma non per questo meno importante aspetto che riguarda gli studenti ed è il carico di lavoro, non in senso figurato ma vero e proprio, che devono portare ogni giorno sulle spalle. Quando escono questi ragazzi dalle scuole sono tutti figli di alpini. Devono portare degli zaini da 9, 10, 12 kg. C'è una norma che dovrebbe non far pesare più di 9 kg sulle spalle dei ragazzi e la verificheremo.